Un Real Granella in buona forma cerca punti decisivi in chiave salvezza, mentre dopo il rocambolesco 6-0 in favore del Cotton Club, l'Italia Calcio vuole reagire in un giorno speciale, quello in cui torna in campo un pezzo di storia della Lega Calcio 8 oggi e soprattutto la partita dell'esordio di Daniele Rossi. Questi gli ingredienti che renderanno unica la 20ª giornata di Serie A. Squadre che si dispongono in campo. L'Italia Calcio che attaccherà da sinistra verso destra dei teleschermi. Risponde il Real Granella in maglia granata, da destra verso sinistra. Pronto a battere il numero 33 in maglia verde. Portiere! Portiere! Proprio lo stesso Rossi gioca il primo pallone del match, ci prova subito l'Italia sul fronte destro, aggressivo, il pallone filtra immediatamente, il portiere in qualche modo riesce a deviare. Partenza arrembante dell'Italia che prova ancora sul fronte destro d'attacco, ci prova ora con il capitano Severini, poi la palla viene girata sulla sinistra, cercano di ragionare, i ragazzi in maglia verde cercano di rendere fluida la manovra, ora possibilità per il Real Granella che prova centralmente sul fronte destro d'attacco, c'è la possibilità, viene chiuso, sarà rimessa laterale, la batte velocemente il Real Granella, il palleggio sul fronte destro d'attacco, c'è poco spazio, pallone per Severini, il capitano, troppo corto il tocco, può ricominciare il Real Granella da dietro con l'unico difensore, praticamente adesso si abbassa il numero 6 in maglia granata, serve un compagno, poi contrasti su contrasti in questa fase, due squadre che si stanno studiando, prova l'Italia Calcio sul fronte destro d'attacco con il suo numero 27, provano a servire Severini, il tocco però è impreciso, può riprovare il Granella ad attaccare centralmente con il suo numero 10, il servizio centrale, pallone che viene chiuso dalla retroguardia e può ripartire in contropiede, ancora il Real Granella sul fronte destro, il servizio ora viene agganciato il pallone da Severini che va sul fronte sinistro d'attacco, c'è la progressione centrale del giocatore in maglia verde, sarà calcio di punizione, buona posizione. Giordano, dai una mano in mezzo qua. Ci prova proprio il capitano che ci ha regalato magie da quelle posizioni, va con il destro, questa volta il pallone finisce alla destra di De Angelis, anzi alla destra di Rau che può far ripartire l'azione. Sulla destra riparte il Real Granella, pressato ora dal pressing a tutto campo dell'Italia Calcio, sul fronte sinistro ora il servizio, tentativo di servizio viene chiuso. A centrocampo provano a ragionare i ragazzi in maglia granata, ora con il capitano il fronte sinistro d'attacco che poteva regalare una soluzione interessante, ci riprova l'Italia Calcio che prova ad attaccare centralmente il cambio di gioco da quest'altra parte dove c'è proprio il capitano, ci prova dalla distanza, il tiro viene deviato, Severini non è riuscito a colpire lo specchio della porta, ci può provare il Real Granella con il suo numero 11, De Stefanis prova ad andare via due avversari, serve centralmente il numero 10 in maglia granata, la progressione centrale, finta il tiro, poi aspetta un giocatore per lo scarico, va ancora in dribbling, il tiro che però finisce sull'esterno della rete, Tramacerie ci ha provato con una serpentina, ora però rimane a terra il numero 10. Sarà calcio d'angolo in favore del Real Granella, subito offensivo. Ci prova con un cross sul secondo palo, il pallone sfila, poi viene raccolto da un compagno sul fronte destro, c'è
una sovrapposizione, lo scarico da dietro, la conclusione e il gol del vantaggio quando siamo al quinto minuto di gioco. Real Granella in vantaggio. Gol che è stato siglato da Del Pinto. Prova a reagire l'Italia in qualche modo, ora il Real Granella recupera un pallone interessante, prova a farsi sotto. Vedremo ora come reagiranno i ragazzi in maglia verde dopo questo colpo abbastanza inaspettato. Poi Real Granella bravo a sfruttare un'occasione molto pericolosa. Ora sul fronte sinistro ci provano con una progressione. Ragiona l'Italia, palla a terra. Viene prestato sul fronte sinistro un giocatore che prova via due avversari. Straordinaria la progressione sul fronte sinistro. Nuovamente il cross al centro. Sul secondo palo non c'è nessuno però. Primo calcio d'angolo per l'Italia Calcio, che risponde al primo del Real Granella pochi minuti fa, dal quale poi è scaturita un'azione interessante. Il tocco è corto, ancora per il capitano che serve un compagno, la conclusione da fuori, arriva il gol del pareggio, risponde subito l'Italia dopo 2 minuti di gioco, 1 pari. Gol che è stato siglato da De Michele. Ci prova il Real Granella. Tocco corto, ci provano ancora i ragazzi in maglia granata, percussione centrale interessante, moltissimi spazi in questa fase. La conclusione però finisce a lato. Fronte sinistro d'attacco, ci prova nuovamente l'Italia Calcio, c'è spazio, il pallone che viene giocato poi sul secondo palo dove non c'è nessuno, però ancora il numero 27 in maglia verde, la progressione centrale, l'appoggio per un compagno, il cross basso al centro di Petrillo, pallone che è stato deviato. Osservato speciale Rossi per questa partita, cross tentato sul secondo palo, pericoloso, proprio Rossi va a pressare su un giocatore, poi il Real Granella sul fronte destro, attacca con 3 uomini, c'è spazio, pallone che viene girato sulla sinistra, non viene toccato, anzi forse da un giocatore in maglia verde, si ripartirà da una rimessa laterale, ancora ci prova sul fronte sinistro il Real Granella con De Stefanis. De Stefanis che poi è stato chiuso, ancora De Stefanis. Ora per il suo numero 6, Fabiani, tocco corto, De Stefanis, tocco centrale per il numero 10 in maglia granata, il servizio centrale con i pugni in qualche modo riesce De Angelis, poi prova a ripartire in contropiede, 2 tocchi di Michele, interessante il pallone per Severini, svirgola poi Rau, ma in qualche modo riescono a recuperare il pallone i giocatori dell'Italia Calcio, il doppio tocco, ancora De Michele, il tocco per Severini, la conclusione, la traversa, piena! Giordi, sali poco, non li fa uscire, fallo cacciare. Pericolosissimo Severini con il suo mancino, poi quando si lascia tutto questo spazio è un giocatore che ha questo tiro e chiaramente il rischio aumenta, ci prova in questa fase l'Italia giocando il pallone a terra ancora con Rossi, poi sul fronte sinistro ancora la progressione centrale e il servizio, si era liberato Tramacere che chiedeva il pallone, è stato ignorato a centrocampo, ora viene servito, ancora il numero 10 che appoggia per Fabiani che scorre il pallone sulla sua, il colpo di tacco, la finezza ancora per il
numero 8 poi centralmente recupera in qualche modo l'Italia, ancora il Real Granella a recuperare un pallone molto pericoloso sul fronte sinistro d'attacco, c'è la possibilità ancora De Stefanis contro tutta la difesa praticamente, c'è l'appoggio dietro, un compagno, il tiro basso sul secondo palo, fuori, la conclusione che sarà di Zaccagnini. È stato fischiato calcio d'angolo, il guardalinea ha chiamato così e si ripartirà quindi dal corner. Ci prova il Real Granella, cross con i pugni, il pallone che viene respinto, il pallone rimane fuori, la conclusione bassa, ancora a terra, blocca il portiere dell'Alitalia. Il lancione per Severini, il colpo di testa in qualche modo a dire di no. Pallone che è stato rimesso in gioco dietro, può ricominciare la difesa dell'Italia Calcio. Due tocchi in maniera semplice, poi sul pallone viene girato sul fronte sinistro. L'intervento di un difensore provvidenziale in questo caso riesce a chiudere un pallone pericoloso. Due squadre che si affrontano a viso aperto in questa fase. Ora Severini, per lui 19 gol stagionali, ci ha fatto vedere grandi cose e soprattutto ha dimostrato che può calciare anche dalla distanza. Ci prova ora in percussione centrale proprio Severini, il servizio poi per un compagno è errato. Ancora l'Italia sul fronte sinistro d'attacco, a due tocchi prova a giocare il Real Granella, riesce a chiudere bene, ora contrasti su contrasti, poi in qualche modo la retroguardia riesce ad uscire da una situazione complicata, rimessa laterale per l'Italia quando sono passati 12 minuti di gioco. Rimessa battuta corta, provano centralmente, poi in qualche modo riesce il centrocampo dell'Italia ad uscire fuori, Rossi non riesce ad agganciare un pallone, era leggermente impreciso. Ci può provare il Real Granella, attaccando centralmente con il suo numero 8, la progressione centrale, il tocco che non si concretizza, ci ha provato Del Pinto ad andare dentro, poi la rimessa laterale che probabilmente viene battuta lunga, così è lo stop di petto per un compagno, può ripartire e organizzarsi l'Italia Calcio. Gli spazi ci sono in questa fase, ora sul fronte sinistro ci prova nuovamente un giocatore, il servizio è stato impreciso, ora ci prova il Real Granella, ancora centralmente c'è lo spazio per il suo numero 10, la conclusione che viene deviata sarà calcio d'angolo, ci ha provato nuovamente ancora Tramacere. Tramacere che ha nelle sue caratteristiche proprio questo fattore qui, cioè il fatto di riuscire a muoversi bene tra le linee e poi andare a calciare una buona conclusione da fuori. Il cross ora messo al centro, stoppato di petto, il pallone che si perde però. Ora in rimessa laterale il servizio corto e può ripartire l'Italia Calcio da dietro. Il centrale viene sempre lasciato libero di impostare, poi il pressing il Real Granella cerca di farlo nella metà campo avversaria. Ora però ci prova fin dal portiere il numero 11 in maglia granata, De Stefanis, sempre molto attivo, molto veloce. Ora si è addirittura messo a giocare prima punta, era partito dall'esterno, ora si è accentrato. Servizio sul fronte destro, ci può provare l'Italia Calcio ancora con Severini, il capitano, viene chiuso, sarà calcio d'angolo per quello che si appresta a essere il secondo calcio d'angolo dell'Alitalia. Il tocco corto De Michele, ancora per il capitano, il cross al centro, pallone che rimane fuori. Lungolinea, scorre bene il pallone, possibilità sul fronte sinistro per il Real Granella. De Michele prova a tornare, pallone che viene scodellato sul secondo palo da Del Pinto, ma finisce sul fondo e si può ripartire addirittura da rimessa laterale. Lo scavetto sotto cerca di scavalcare un avversario pericoloso in quella zona del campo, perde infatti il possesso della palla, può ricominciare il Real Granella, questa volta però nella metà campo avversaria. Ancora il numero 10 in maglia granata, ci prova.
Tramacere ci ha provato spesso in questi casi, quando ha spazio ci prova, l'ha fatto vedere. Riparti da dietro all'Italia. Ora il ritmo si è leggermente rallentato e sembra voler far gioco l'Italia. Poi in alcune fasi il Real Granella riesce a pressare bene, a rubare palla agli avversari. Ora Severini, il cambio di gioco non molto preciso. Rau blocca facilmente con le mani e serve subito un compagno che può avanzare sul fronte sinistro. Il lancione di Fabiani sul secondo palo però non trova nessuno. Può ripartire dall'Italia, fronte sinistro d'attacco, c'è una possibilità. Il cross al centro viene deviato, sarà calcio d'angolo nuovamente all'Italia, che si sta facendo sotto in questa fase. Pronto a batterlo Taroni. Terzo calcio d'angolo per l'Italia. Taroni batte basso, il pallone rimane fuori, il Real Granella riesce ora, possibilità di contropiede, 2 contro 3. Riesce a recuperare molto bene l'Italia, a ricominciare da dietro. Lancione diretto questa volta sul fronte sinistro, pallone che viene mancato, poi viene recuperato dal centrocampista in maglia granata. Rau fa ripartire l'azione. Cercano di giocare a 2 tocchi, ora ancora il tocco per Tramacere, che si abbassa molto, il numero 10, a cercare di trovare Pertuggi, poi sale quando si fa densità nella metà campo avversaria. Ora il contropiede, la conclusione della lunghissima distanza con i pugni, poi in qualche modo Rau blocca sicuro. Riparte il Real Granella, centralmente ancora con il suo numero 10. Fabiani il tocco centrale, viene messo giù ora l'attaccante in maglia granata, sarà calcio di punizione. Viene battuta veloce, Tramacere, pallone molto interessante sul fronte sinistro d'attacco, in qualche modo riesce l'Italia a chiudere. C'è la pressione di 2 giocatori, ancora Tramacere, non riesce ad agganciare perfettamente il pallone. C'è la possibilità di contropiede, Di Michele lascia sfilare il pallone, non può raggiungerlo. Ancora Tramacere si abbassa sempre, ci prova da fuori, uno schema provato e riprovato, evidentemente. La copertura del Real Granella in questa fase può ripartire in contropiede, ottima possibilità per l'Italia. Fronte destro d'attacco, c'è sempre Severini da posizione impossibile, ci prova con il destro, pallone che finisce alla sinistra di Rau, che rifà ripartire l'azione, ancora per i suoi. Lancione sul fronte destro, lo stop elegante ora di un compagno viene raddoppiato, poi chiuso. Il pallone ad uscire viene recuperato molto bene da Rossi in questa fase, quei palloni sono molto pericolosi. Stop del numero 18 in maglia verde, che poi va da solo sul fronte destro. Si può ripartire da una rimessa laterale, battuta lunga, Severini, l'appoggio dietro, Rossi, ancora Severini che viene spesso raddoppiato, come in questo caso perde il possesso della palla. Ci prova ora Zaccaria, il servizio per un compagno che accorre, perde il pallone in questa fase. Opportunità per l'Italia Calcio, Severini sul fronte sinistro d'attacco, ci può provare, Rossi si fa vedere, preferisce andare da solo, lo scarico dietro, c'è Rossi che si fa vedere nuovamente, eccolo qui Rossi, servizio per un compagno, la puntata da fuori e arriva puntualmente il gol del 2-1 quando sono passati 18 minuti di gioco. All'Italia 2, Real Granella 1. Può ripartire il Real Granella in questa fase. Andrea, stai più vicino, Andrea, fai il favore. Così, bravo, bravo. Chiudi in mezzo, bravo. Chiudi in mezzo, bravo. Bravo. Il lancione sul fronte sinistro, ci prova immediatamente il Real Granella a rispondere, il cross sul secondo palo, nulla da fare. Sul fronte sinistro ci prova l'Italia.
Calcio di punizione che viene battuto veloce, poi l'arbitro si ferma. Poi viene chiesto un time out. Possibilità per il numero 24 in maglia verde, che poco prima ha siglato il gol del vantaggio. Ci prova a servire un compagno, anzi, il pallone che si spenge sul secondo palo. Viene fischiato il primo time out della gara. Tutto pronto per ricominciare il match dopo un time out durato poco. Può far ripartire l'azione Rau con le mani vicino per un compagno. Poi ad andare centralmente il tocco centrale, velocemente prova a ripiegare l'Italia Calcio, si schiera bene dietro. Severini non va neanche a pressare. Proprio Severini recupera il pallone, il tocco per un compagno, fronte sinistro d'attacco, c'è spazio, ancora Severini, la finta con il mancino, poi mette a segno il 3-1 quando siamo al 21esimo minuto di gioco. Ventesimo gol stagionale per il capitano dell'Alitalia. Dani, la prossima mi vieni da... Real Granella che aveva iniziato la partita benissimo, poi si è leggermente spenta mano a mano. Severini ha trovato veramente un grande gol. Rimane a stazionare lì davanti, ora prima partecipava leggermente di più al gioco, viene battuta velocemente l'azione, ma l'arbitro fa ripetere, centralmente si può riprovare. Ancora il tocco laterale e ricomincia da dietro dall'Italia. Ottima la finta del numero 24 in maglia verde, servizio per Severini che ora si abbassa di nuovo. Poi pallone scodellato sulla sinistra, arbitro che fischia probabilmente un fallo di mano, batte velocemente l'Italia, ancora in possesso di palla, si fa vedere Severini, riceve Severini dalla lunga distanza, il pallone che rimbalza proprio davanti a Rau che poi la blocca in due tempi. Real Granella che ci prova con calma a ragionare, servizio per il numero 7 Zaccaria che scarica dietro per un compagno. Non c'è molto tempo per affondare, manca veramente poco alla fine della prima frazione di gara. Gli ospiti però hanno dimostrato di poter far male in qualsiasi occasione. Bravi! Tramaceri in possesso di palla prova ad accarezzare il pallone, poi ancora in qualche modo perde l'attimo giusto. 1-2 molto interessante sul fronte destro, ci prova il Real Granella, pallone che sfila e viene toccato, si ripartirà da una rimessa laterale. Interessante, perché siamo veramente allo scadere della prima frazione di gara. Ancora gli ospiti nella metà campo avversaria, il tocco corto, pallone perso, possibilità di contropiede per l'Italia Calcio. C'è ancora il capitano sul fronte destro che si fa vedere, ci prova direttamente dalla sinistra De Michele, pallone che finisce fuori. Può ripartire dal suo quarto corner l'Italia. Pallone che viene messo al centro, messo fuori, poi sul fronte destro d'attacco nuovamente per Severini, finta. D'esterno il tocco fuori, a 2 tocchi massimo, la manovra dell'Italia Calcio. Chiedono il lancio, preferiscono giocare palla a terra. Rossi prova un tocco d'esterno complesso, pallone che viene recuperato dal Real Granella e il lancione ora finisce fuori ancora all'Italia Calcio nella metà campo avversaria. Manca un minuto. L'arbitro dice, siamo veramente allo scadere, minuto di recupero,
di questo primo tempo. Real Granella che prova a recuperare in questa fase. Un pallone abbastanza complesso, poi ancora i giocatori in maglia granata provano a ragionare a due tocchi il servizio del numero 11 in maglia granata per un compagno, ragiona ancora al centrocampo del Pinto, poi si fa ancora vedere del Pinto, il pallone però viene scodellato sul fronte sinistro d'attacco dove c'è De Stefanis. Ancora i dribbling di De Stefanis, straordinario pallone che viene toccato, De Angelis in qualche modo riesce a deviare. Ripartenza centrale dell'Italia Calcio per il numero 24 in maglia verde, prova a fare tutto da solo, il suo tiro finisce fuori. Contrasto e rimessa laterale guadagnata dall'Italia. Stesso numero 24 che batte corto, possesso di palla, il tocco sul fronte sinistro dove Di Michele salta un avversario, poi viene chiuso. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gara che termina sul 3-1. Ricomincia il match, Real Granella che attaccherà da sinistra verso destra, risponderà l'Italia in maglia verde, da destra verso sinistra. Prova subito aggressivo come nella prima parte, poi il numero 24 in maglia verde riesce a chiudere molto bene. Cambio di gioco, ragionano palla a terra, sale palla al piede del difensore, prova a servire in profondità De Michele, poi lo stesso Severini batte corto. Severini una giocata straordinaria, salta due avversari, ne salta tre, il colpo di tacco non è efficiente perché torna velocemente il Real Granella che sposta subito l'azione sul fronte sinistro. Tocco per il numero 8 in maglia granata, aspetta rinforzi che non arrivano, riesce in qualche modo a far filtrare il pallone, il tiro da fuori, pallone che viene deviato. Ci ha provato Zaccaria sul servizio di Del Pinto, poi centralmente possibilità per l'Italia Calcio. Sul fronte destro viene anticipato però l'attaccante in maglia verde, c'è la possibilità per affondare. Gli ospiti possono attaccare ora centralmente con il loro numero 11 che cerca lo spazio, una doppia finta, viene contrastato e chiuso provvidenzialmente dalla retroguardia all'Italia Calcio che parte in contropiede sul fronte destro d'attacco, c'è spazio, la conclusione da fuori, palla che finisce a lato. Provano a ripartire velocemente i giocatori del Real Granella, due squadre che hanno deciso di affrontarsi a viso aperto. Fin dal primo minuto di gioco ora ci prova Tramacere, sposta il pallone sulla destra. Servizio centrale, l'inserimento era stato molto interessante di De Stefanis, pallone che però si spegne fuori. Severini lascia scorrere un pallone interessante. Viene attaccato da dietro il numero 17 in maglia verde, il servizio poi velocemente per Severini, bisogna ribattere tutto però. Ci ha provato Taroni da quella parte. Batte il numero 24 in maglia verde, il servizio per un compagno, dietro ancora il numero 24. Una finta, va via molto bene sul fronte sinistro d'attacco, salta anche con un tunnel, poi serve un compagno al centro, riuscita bassa, decisa di Rau, si può ripartire con calma, però il Real Granella aspetta. Il tocco sotto che però non trova fortuna perché il Real Granella ha un solo uomo davanti, ora si è spostato Tramacere con De Stefanis ad agire sulla destra, il servizio sul fronte destro si perde e può ripartire il Real Granella a due tocchi, il servizio ancora centralmente errato. In questa fase ci sono molti errori in fase di impostazione, squadre che
devono recuperare il ritmo partita, perso evidentemente nei 5 minuti del primo tempo. Ora fronte destro, ci prova ancora l'Italia per Severini, il servizio centrale, nuovamente opportunità incredibile, il pallone rimane fuori, pallone che si spegne fuori. Ci prova l'Italia sulla destra, Severini riesce a far filtrare un pallone incredibile, il tiro da fuori viene deviato, sarà rimessa laterale. È stata un'opportunità importante per l'Italia Calcio, non sfruttata appieno. Severini forse in quel caso poteva essere un pochino più egoista. Si riparte da dietro. 2 uomini in fase di impostazione per l'Italia, poi gli esterni si allargano e in fase offensiva ne rimane uno solo. Attaccano praticamente con 6 uomini nella metà campo avversaria. Ora De Angelis in qualche modo, il pressing del Real Granella è efficiente, il tiro da fuori di Zaccagnini, pallone che finisce al lato. Ora ci giocano a 2 tocchi, poi il pallone viene toccato con la mano, viene fischiato un calcio di punizione in favore del Real Granella, che deve trovare assolutamente il gol per entrare in partita. Servizio centrale, può avanzare il centrale di difesa, pallone smistato sulla destra, prova l'azione personale di Zaccagnini, viene messa a terra, calcio di punizione. Tramacere e Del Pinto sul pallone. Finta Del Pinto, parte Tramacere con il mancino in porta, direttamente si allunga De Angelis. Prova a ripartire il Real Granella, ora centralmente. C'è poco spazio, l'Italia riesce a chiudersi bene e ripartire velocemente. Lo stesso Severini che si è spostato sulla sinistra ora si riporta al centro. Forse è proprio questa la chiave dell'Italia. 2 attaccanti che si muovono tantissimo, poi vengono favoriti dalla pressione di tutti gli uomini. Ci prova con un cross il Real Granella sul secondo palo. Pallone che sfila e finisce fuori. De Angelis ora può far ripartire i suoi con le mani. Aspetta che i suoi si smarchino. Rossi appena entrato riesce con un'ottima giocata ad uscire fuori. La pressione del Real Granella importante in questo momento. Ancora Rossi il servizio centrale, tutto molto bello di prima. Ancora per Rossi che sventaglia dall'altra parte. C'è un'indecisione della retroguardia, prova ad avventarsi l'attaccante in maglia verde, pallone poi che viene conteso. Il Real Granella in qualche modo con Tramacere prova a mettere ordine, viene fermato, forse spinto o tamponato con una mano, sarà calcio di punizione, batte velocemente proprio il numero 10 in maglia granata. Tramacere serve un compagno centralmente, non c'è spazio, deve crearselo il Real Granella, ci prova con il suo numero 11, la conclusione dalla distanza di De Stefanis, finisce alto, sopra la traversa. Severini, cambio di gioco straordinario di Severini, incredibile giocata. C'è Rossi, il tocco di prima per un compagno, la conclusione e il gol del 4-1 quando siamo al 33esimo minuto di gioco. Gol che è stato di De Michele nuovamente.
calcio di punizione per il Real Granella in questa fase. Tramacere, tocco centrale, De Stefanis, ancora De Stefanis che gira il pallone sulla sinistra, viene recuperato ora ancora il capitano in maglia verde, centralmente prova ad andare via due avversari, smarca anche il terzo, poi Severini con l'esterno sul fronte sinistro, pallone messo al centro di prima, ancora il numero 24 viene falciato, sarà calcio di punizione. Parte Severini con il destro, il servizio per un compagno troppo lungo, però si può ripartire con una rimessa dal fondo, ci pensa Rau che serve un compagno vicino, ancora il servizio, il tocco corto per Del Pinto, De Stefanis, ancora Del Pinto, De Stefanis, sale ancora Del Pinto, il servizio però è per un altro compagno, sul fronte sinistro il tiro, blocca De Angelis che può far ripartire l'azione, Severini riesce a tenere in campo un pallone, anzi no, l'arbitro dice di no. Ci prova il Real Granella a due tocchi con Tramacere e De Stefanis, il servizio centrale errato. Alessio, servizio centrale, scambiano i difensori, poi il colpo di tacco molto interessante per il numero 7 in maglia granata, la conclusione che finisce tra le braccia di De Angelis che riesce a deviare, ci ha provato Zaccaria. Ci può riprovare l'Italia Calcio, sul fronte destro d'attacco c'è De Michele che appoggia per un compagno, ancora De Michele, può far girare l'azione, Severini riceve il pallone, d'esterno si inventa un'ottima giocata, poi la possibilità questa per il contropiede del Real Granella, doppio passo in quella situazione, poi il pallone che finisce tra i piedi della difesa dell'Italia che può ripartire ancora da dietro, ancora Severini, mix tra dribbling e forza, riesce ad andare via molto bene, è stato contrastato. Regolarmente, secondo l'arbitro, si riparte da una rimessa laterale per il Real Granella che può ricominciare a due tocchi. Fronte sinistro, ci provano gli ospiti. Tramacere con l'esterno sinistro, pallone che viene rimpallato, poi molto bene dietro la progressione del centrocampista in maglia verde, lo scarico sul fronte destro, il servizio volante, riesce in qualche modo un compagno a tenerlo in campo, poi sul fronte destro De Michele viene contrastato nuovamente, può ripartire il Real Granella centralmente, si fa vedere De Stefanis prova ad andare da solo, viene contrastato, si recupera il pallone, poi sul fronte sinistro si può ripartire. Fronte sinistro, ancora il cross, è scodellato sul secondo palo, ci prova Severini che si è spostato sulla destra, sta svariando tantissimo, ancora Severini. Con il destro batte direttamente in porta, pallone che finisce fuori. Ci può riprovare il Real Granella velocemente, perché poi non manca così tanto, circa 6 minuti allo scadere della partita, il servizio ancora sul fronte sinistro, fa buona guardia il numero 24 in maglia verde, poi serve un compagno, De Angelis con i piedi, lontano per il suo numero 27, il palleggio molto interessante di De Michele, pallone che viene girato sulla destra, con il servizio per Severini che con il destro prova a battere Rau che è bravo a uscire con i piedi. Ancora Severini la mette al centro di prima,
Si prova ora centralmente il Real Granella, c'è poco spazio, fa molta densità l'Italia, adesso cerca di giocare con passaggi corti. Poi da quando è entrato Rossi nuovamente, intensificato ancora di più la fitta ragnatela dei giocatori dell'Italia Calcio. Ora sul fronte destro c'è la possibilità, ancora per Severini, con l'esterno destro, il pallone non è precisissimo, questa volta lancia il numero 11 in maglia granata che la gira sul fronte sinistro d'attacco. C'è una possibilità, la conclusione dalla sinistra di un attaccante in maglia granata finisce fuori. De Francesco lancia profondo. Tocco centrale, Tramacere può ripartire portando la palla, serve un compagno ora vicino sul fronte destro d'attacco. Ci prova il numero 3 Zaccagnini, che serve ancora centralmente un compagno, Zaccaria. C'è spazio per il Real Granella, il cross basso, il pallone rimane fuori, il tiro svirgolato che finisce fuori. Rossi. Ragiona da dietro l'Italia. Rossi che in questa fase si è abbassato tantissimo, sta giocando da regista basso praticamente, il contrasto in questa fase. Ci ha provato centralmente il numero 18 in maglia verde, è stato contrastato. Si ripartirà da una rimessa laterale. Imprecisa questa volta però. Provano a due tocchi a ripartire i giocatori della Granella e il pallone viene svirgolato da Del Pinto. Severini. Dalla lunga distanza Severini ci prova. Palla che finisce fuori. Viene fischiato il secondo time out della partita. Porco Dio, non male la volta. Ah Gio, basti subito. Porca Madonna. Porco Dio, dammela subito. No, ma hanno chiamato, lasciala la macchina. Di che lasciala che ho sentito loro, non t'ho visto a te. Diventa dal fondo Rossa! Dai, Daniele, sto io! Dai, Mirko! Portiere! Rau riparte da dietro. Real Granella che cerca di giocare il più possibile in verticale in questa fase, manca veramente poco. Circa 5-6 minuti di gioco, aspettando anche il recupero dell'arbitro. Ora viene fischiato un calcio di punizione. L'Italia ci prova, cercando di battere e di gestire il pallone. Rossi. Servizio per il suo numero 24, il difensore che viene pressato
da De Stefanis, riesce ad andare via molto bene. Poi a scodellare il pallone sulla destra e a meno preciso questa volta il passaggio, possibilità per Tramacere, centralmente va via molto bene ad un avversario, ancora Tramacere, serve un compagno sul fronte destro, c'è spazio, la conclusione che finisce sul palo. Poi viene commesso un fallo sul fronte sinistro, calcio di punizione pericoloso. Centralmente ci prova l'Italia, il tocco di prima molto interessante del capitano, poi centralmente il Real Granella non riesce a trovare spazi, ancora Tramacere non riesce a stoppare alla perfezione sul fronte destro, c'è la possibilità per De Stefanis, il tocco centrale, ancora il tiro, questa volta però fuori misura di Zaccaria. Guarda quel buco qui! Centralmente cerca di ragionare la squadra di casa. Ancora centralmente il tocco molto interessante per il suo capitano, esce ancora molto bene Rau, che in un paio di occasioni è riuscito proprio a chiudere il capitano dell'Italia. Ora possibilità dall'altra parte. Servizio centrale che si perde, ancora lo stop di Severini, questa volta il servizio per un compagno impreciso, ci può provare sul fronte destro d'attacco il Real Granella, ancora con Tramacere il servizio centrale, si muove molto bene tra le linee Zaccaria, poi viene chiuso e si può ancora ripartire nuovamente, ora il servizio però lungolinea troppo impreciso per Severini, Rau fa ripartire i suoi, che ha ricevuto da rimessa laterale, ci può provare ora centralmente ancora con lo stesso Tramacere, d'esterno sinistro, molto interessante il servizio per un compagno, viene chiuso, contrastato, poi due tocchi, arbitro che fischia un calcio di punizione in questa fase, qualche protesta. Mister, io le metto le mani a posto, c'è un motivo, Non ho capito. Vabbè, può succedere, però le mani addosso non si mettono. Le mani addosso non si mettono, Si può ricominciare, ricomincia lo stesso all'Italia Calcio con due tocchi in questa fase, possibilità ora centralmente per Real Granella, c'è spazio per una conclusione, arbitro che fischia un calcio di punizione da buona posizione. Zaccagnini e Tramacere sul pallone. Si allontana Tramacere. Potrebbe essere uno schema, il tocco per Tramacere con il mancino. Tiro che finisce fuori. Lancione ora sul fronte sinistro dove c'è possibilità per l'Italia Calcio. La progressione centrale del suo numero 17 va via due avversari, il tentativo con il destro finisce fuori. Pallone che viene deviato, sarà calcio d'angolo. Cross basso messo al centro, sventato nuovamente.
rimessa laterale, il tocco di Rossi, molto interessante, centralmente viene anticipato il numero 17 in maglia verde, sarà calcio di punizione per il Real Granella. Ultimissime battute. Centralmente il pallone che viene chiuso, ora provano a riversarsi tutti nella metà campo avversario. Arriva De Stefanis, tocco centrale tra Macere. Si muovono ancora i ragazzi del Real Granella, il pallone non filtra, viene recuperato nuovamente dall'Italia Calcio che può ripartire in contropiede con il suo numero 24, la progressione centrale molto interessante, mette giù anche il portiere, poi il tiro in porta che si insacca per il gol del 5-1 che chiude il match. Claudio! Può ripartire il Real Granella quando manca veramente poco, un minuto circa alla fine della partita. Alessandro, mettete su... Che protesta in questa fase. Tiro direttamente in porta, stop Arau con il petto. Conclusione della lunga distanza, rimbalza facilmente, arbitro che fischia la fine del match, tutto perfetto nel giorno dell'esordio di Daniele Rossi, 5-1 dell'Italia Calcio che si porta a quota 22 punti in classifica, nulla da fare per il Real Granella che rimane fermo al penultimo posto.